Oggi i nostri cittadini hanno la possibilità di trovare una risposta alternativa soprattutto nel modo di governare. Noi crediamo molto nella concertazione, nel lavorare assieme alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni del terzo settore. Questo territorio negli anni 2000 ha visto più di 1.000 miliardi di investimenti fatti con questo metodo. Io all'epoca ero sindaco del comune di Fossate di Piave e soggetto responsabile di quello strumento che noi abbiamo adottato e ritengo che quella sia la strada giusta da percorrere, che è alternativa al modo di governare che ha la destra e la sinistra. Titolare di uno studio di consulenza alle imprese dal 90 e sindaco di Fossalta di Piave per 2 mandati fino al 2004, Carlo Fantinello, sostenuto dal Terzo Polo, vive a San Donà di Piave da 18 anni. Il suo, ha spiegato, è un progetto innovativo, l'alternativa a destra e sinistra, che ambisce a dare voce a un centro riformista, col coraggio di imprimere una marcia in più allo sviluppo della città e della Venezia orientale, partendo, dice, da un obiettivo preciso. La nostra priorità, l'abbiamo detto in tutte le salse possibili, è il terzo ponte sul fiume Piave. Lo riteniamo necessario perché è la soluzione per la viabilità che attualmente attanaglia tutti i cittadini che entrano e che escono dalla città. C'è mezz'ora di coda al giorno, credo sia insostenibile continuare in questa cosa, per cui il primo intervento è sicuramente quello.